Si torna al Nino Vaccara di Mazzara del Vallo per la sfida tra Mazzara e Don Carlo Misilmeri. Torna ad affrontare una squadra mazzarese dopo, per l'appunto, la mazzarese, una compagine di mister Sasao Utro che ha l'obiettivo di mantenere la striscia di risultati utili consecutivi ancora imbattuta in questa stagione. La compagine biancorossa priva di Pietro Balistreri, ma che si affida a Mario Secan come riferimento in avanti e si comincia subito con il racconto della partita del Vaccara con un calcio di punizione battuto da Lonigro sul secondo palo. C'è Cosentino, il quale non riesce a colpire bene col sinistro, la palla si perde fuori, inizia bene la Don Carlo Misilmeri che qui parte in contropiede, palla recuperata da Mendola, poi la palla di Concialdi per Iraci che non riesce a calciare, viene chiuso molto bene da Bertoglio, poi calcio d'angolo. Risponde il Mazzara con questa palla recuperata da Saia, il quale prova a far correre Gomez, incrocia col destro il numero 11, la palla si perde di poco al lato alla destra di Simone Marino. Calcio di punizione poi per la Don Carlo Misilmeri, finta di calciare Concialdi, poi Lonigro tocca per Iraci, conclusione deviata, blocca senza problemi il numero 1 Canarino. Oggi Mazzara senza il proprio allenatore, Marino squalificato ma che attacca sulla sinistra con Bertoglio, il servizio al limite per il tentativo bloccato senza grossi problemi. Poi un calcio d'angolo, la finta di battuta di Concialdi che riprende la rincorsa, batte col sinistro, la palla spiove in aria, prova a colpire Secan, ma anche in questo caso viene ostacolato da un difensore. Occhio al calcio di punizione per il Mazzara, lo batte Camara, il quale fa spiovere questo pallone, allontana Giuliano sui piedi di Federico, conclusione al volo di destro deviata ancora in calcio d'angolo. Eccolo qui il corner che ne consegue, ancora battuto dallo numero 7, la palla che viene colpita poi di testa con la sfera che si perde sul fondo. Altro calcio piazzato, questa volta è una punizione per il Mazzara. Ci vuol provare Federico che infatti cerca la porta, bravissimo Simone Marino a mettere il pallone in calcio d'angolo, occasionissima per il Mazzara che poi ha un'altra occasione sul calcio d'angolo che ne consegue con la palla a spiovere di Camarà, il colpo di testa in precario equilibrio da parte di Pirrello con la sfera che si perde fuori, ma attenzione a questa palla gol gigante per il Mazzara, sempre Camarà dalla bandierina, la palla rimane all'interno dell'area, Longo che calcia, ma calcia malissimo e Marino si salva il Misilmeri che poi prova a ripartire in contropiede con Lucera, il quale porta a spasso la difesa del Mazzara, il tocco per Concialdi, il quale sterza, manda al bar Duarte e poi calcia sui piedi di Franco che salva i suoi. Concialdi viene fermato da Pirrello, la sfera arriva a Caracappa, il cross per Cosentino in posizione regolare, calcia Alberto Cosentino e segna al minuto 96 il gol che porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri, l'esplosione di gioia di tutta la formazione biancorossa e di mister Utro che corre ad abbracciare anche i pochi sostenitori arrivati fino al Nino Vaccara, ed è questo il gol che regala 3 punti d'oro alla Don Carlo Misilmeri che espugna ancora una volta il Vaccara. Dopo la Mazzarese in coppa, anche il Mazzara in campionato si ferma. La striscia dei giallo-blu alla prossima.